Un confronto costruttivo, un lavoro di squadra è fondamentale per affrontare le sfide globali. E oltre a questo c'è anche la necessità di supporto da parte delle istituzioni del territorio e in questo caso da parte di CIA Treviso, che raccoglie le istanze dal territorio, dai propri soci, fa una sintesi e le porta in modo costruttivo ai 3 consorzi, in modo tale che possano prendere spunto anche dalle nostre istanze. Il contesto nazionale e internazionale riserva sempre nuove sfide. Una tra tutte i dazi, però anche il cambiamento climatico è una questione che ci tocca da vicino e tocca quasi quotidianamente le nostre aziende, quindi un punto della situazione su questi aspetti è fondamentale in questo periodo dell'anno. Per la provincia, per la regione e anche a livello nazionale è fondamentale. Il Made in Italy è un emblema di cui il Prosecco insomma fa parte e a livello mondiale ci è assolutamente riconosciuto. Tutti vogliono il Prosecco, tutti lo riconoscono come un prodotto di qualità e dobbiamo fare di tutto per mantenerlo a questo livello. Diciamo che il comparto a livello nazionale sta vivendo un momento particolare con tante difficoltà anche sparse in giro per l'Italia. Non è il caso assolutamente del Prosecco, ma soprattutto i vini rossi stanno avendo parecchi problemi legati ai consumi, un calo di consumi abbastanza importante che come dire, dovrebbe far riflettere anche rispetto alle strategie future che dovremmo prendere tutti quanti insieme. Quindi quando dico tutti quanti insieme intendo il mondo organizzato, le imprese, per cercare di sopperire a questa mancanza. Per quel che riguarda invece i vini spumanti e i vini bianchi, sicuramente la situazione è migliore rispetto ai rossi, però credo che vada fatto un ragionamento dopo la vendemmia per cercare di capire come affrontare soprattutto il prossimo anno, che probabilmente sarà un anno particolarmente difficile in quanto torneremo delle produzioni standard, normali, quindi è facile pensare che avremo anche degli esuberi, quindi occorre intervenire e lo dobbiamo fare anticipando i tempi, lo dobbiamo fare insieme per cercare di sopperire quelle mancanze, ma anche di continuare a valorizzare delle eccellenze come ad esempio il Prosecco, che mantiene ancora oggi dei numeri molto positivi. Intanto i consorzi, dopo la riforma delle indicazioni geografiche, hanno acquisito maggiore importanza, maggiore peso anche decisionale, quindi svolgono un'attività molto interessante e molto importante e devono continuare a farlo. È chiaro che in realtà come questa, dove abbiamo delle denominazioni così importanti e anche così forti, occorre cercare di fare squadra anche in questo caso, occorre cercare di programmare, mettere in campo le strategie, perché un consorzio deve fare ovviamente questo oltre chiaramente la parte di tutela della denominazione, e quindi la strategia per quel che riguarda il futuro è fondamentale. Innanzitutto devo dire una cosa, il tempo, pur quanto abbia portato anche qualche problema, però è ideale per fare un'uva base spumante di qualità straordinaria. Purtroppo i miei colleghi che hanno avuto dei problemi, mi dispiace, perché qua o là il tempo ogni tanto fa le bizze. Quali sono le prospettive? Abbiamo una denominazione che pur in tutte le incertezze sta crescendo. Abbiamo preso delle decisioni relativamente alla gestione del nostro potenziale che vorrei definire innovative. Stasera le presentiamo e l'assemblea dei soci del consorzio Conegliano Valdobbiadene le hanno approvate e vediamo se potranno portare dei risultati. Ma qual è il concetto fondamentale? Il concetto fondamentale è avere un po' di scorta. Se non abbiamo scorta e poi, lo dicevo in assemblea, accade che arriva una piccolissima grandinata, tutti gli animi si agitano e possiamo farci del male da noi stessi. Bene, la stabilità dei prezzi o la leggera oscillazione dei prezzi, che siano in su o in giù, non è questo il problema. Il vero problema è quando i prezzi hanno un andamento da elettrocardiogramma e quell'andamento lì negli anni passati, ne ho passati tanti ormai di anni anch'io, ha sempre creato dei problemi che si ripercuotono negli anni successivi. Bene, vediamo se cambiando il sistema riusciamo ad ottenere qualche risultato migliore. Le prospettive sono buone, il tempo è stato almeno in parte abbastanza clemente, ci auguriamo che questa coda di perturbazione finisca, sembra che il meteo vada verso il meglio, quindi ci aspettiamo un mese di agosto importante che dia all'abbrivio una fantastica vendemmia di qualità e anche di quantità. Ovviamente siamo in attesa della famosa
data del 1° di agosto. Speriamo che le commissioni europea e la commissione americana ci dia buone notizie, meglio di quelle che abbiamo ad oggi, ma sicuramente i nostri imprenditori saranno resilienti come lo sono sempre stati. Stiamo battendo anche altri mercati, quindi non ci faremo comunque abbattere qualunque situazione ci sia, e con il prodotto di eccellenza che abbiamo la fortuna di avere, quindi il nostro caso l'Asolo Prosecco Superiore di OCG, continueremo a varcare, a fare da ambasciatori di questo meraviglioso territorio che sono le colline dell'Asolano, di Possagno, della Villa del Barbaro di Maser, portando l'eccellenza, la cultura, l'internazionalità del nostro territorio. La prospettiva è sicuramente positiva, l'annata agraria non ha presentato particolari problemi, ci aspettiamo un ottimo raccolto di qualità e anche come quantità. Per quanto riguarda il mercato, la nostra denominazione è Prosecco DOC, stiamo viaggiando nei primi 7 mesi a un più 5,8%, abbiamo già fatto un atteggiamento straordinario di 6.900 ettari per far fronte alle esigenze di mercato e per avere l'equilibrio di mercato fra domanda e offerta. Sicuramente la situazione internazionale non è delle migliori, al di là della cosa più grave delle guerre che abbiamo in Centro Europa e naturalmente in Medio Oriente, c'è appunto questa situazione relativa ai dazi che il Presidente Trump sta naturalmente minacciando e in parte sembra che ci sia giunto un accordo. Noi ci auguriamo che su questo fronte dei dazi si possa arrivare a una percentuale inferiore di quella che è stata prefissata, anche perché c'è una trattativa importante in corso. Preoccupa un po' la situazione economica generale, perché il nostro prodotto è un prodotto che il consumatore ha un certo costo e lo apprezza, però la difficoltà economica internazionale può presentare qualche preoccupazione. Siamo attrezzati comunque per affrontare queste situazioni.